Quello che sta succedendo in questo momento è l'organizzazione di un'autogestione da parte degli studenti. Gli studenti si stanno riunendo in degli spazi di dibattito per affrontare quello che sta succedendo al momento al porto di Catania, cioè il blocco di alcuni migranti che non possono scendere dalle navi perché gli è impedito, in quanto non sono considerati dei soggetti fragili. Personalmente ieri siamo stati con alcuni studenti dell'Ospedalieri al porto e oggi riproporremo la stessa modalità per andare a protestare lì al presidio. Personalmente mi ha molto colpito vedere i migranti sporgersi dalle navi con i cartelloni, chiedendo aiuto, urlando e battendo, diciamo, direttamente sulla nave. È una cosa che mi ha toccato veramente, per cui per me è importante come studente, ma come persona soprattutto, essere presente lì. Oggi abbiamo deciso di riunirci in questa piccola assemblea autogestita nella totale calma e pacificità, senza voler interrompere le lezioni, ma dando, diciamo, una possibilità in più a quegli studenti che volessero fare una didattica alternativa, tant'è che ci siamo divisi in degli spazi per discutere la questione degli accordi con la Libia, la questione dei porti in generale, vedendo la sua storia, porti aperti o porti chiusi. Parlando un pochino di tutta la situazione al meglio delle nostre capacità. Ci siamo molto documentati, molto informati, ma la cosa principale è che questo fermento nasce da ieri. Ieri noi ci siamo riuniti al porto. Una buona delegazione dell'Ospedalieri si è riunita al porto insieme ad altri studenti, lavoratori, diciamo in veste di cittadini. Ci siamo riuniti lì, abbiamo visto la situazione, abbiamo potuto toccare con mano la gravità di questa situazione, abbiamo sentito le voci dei migranti che urlavano in cerca di aiuto, abbiamo sentito veramente il terrore e la paura che si vive che si sta vivendo in quel luogo. Quindi lo scopo è appunto discuterne a scuola, perché la scuola è il luogo che ti deve formare su queste vicende, perché questo è un capitolo di storia, per poi uscire da scuola e andare verso il porto, dove continueremo la nostra protesta pacifica. Capire quanto e quando spenderci per questa questione, perché è importante la collaborazione di tutti e tutte in questo momento, soprattutto che è il più critico. Oggi sono veramente felice, sono contenta di come sta andando la situazione, di come è andata e di come andrà, perché siamo riusciti a riunire la nostra scuola, i nostri studenti e studentesse per un'autogestione che è stereotipata come una situazione di confusione, di caos e di solito che non porta a nulla. Questa giornata però in realtà mi sta portando a molte cose e l'obiettivo principale è l'informazione. Siamo riusciti ad informare la maggior parte degli studenti, consideriamo un 700 studenti e più della metà sono qui a sapere di cosa stiamo parlando e magari soprattutto a protestare dopo che usciremo da scuola. E anche se gli studenti in questo momento hanno deciso di non essere qui con noi e ad esempio stare in classe a fare lezione, per me l'importante è che sappiano ciò che sta succedendo, perché anche io in primis fino a giorni fa non ero a conoscenza. Quindi per me l'importante è che tutti gli studenti sappiano cosa sta succedendo e che tutte le scuole di Catania sensibilizzino e si facciano sentire per una situazione di così tanta rilevanza, e soprattutto che sta accadendo in una situazione nel 2022 assurda per quanto mi riguarda, e anche che ci sta toccando la nostra pelle, perché sta accadendo qua a 10 minuti dalla nostra scuola. Quindi sono sincera, sono contenta e ringrazio la mia scuola di non avermi delusa e gli studenti e le studentesse che si stanno facendo sentire, che non stanno avendo paura e che stiamo riuscendo ad avere un'autogestione veramente coordinata, pulita e organizzata. Sinteticamente oggi abbiamo scelto di utilizzare questo mezzo a disposizione di noi studenti e studentesse, l'autogestione, per prenderci un momento mirato in primis a fare sentire la nostra solidarietà, il nostro supporto ad una situazione, la situazione quella che si sta consumando al porto di Catania, che è inammissibile. In secondo piano questo spazio, queste ore che abbiamo impiegato invece di entrare in classe, sono state funzionali a vari spazi di divulgazione che hanno come fine quello di informare le persone sull'argomento. Sono degli spazi che sono nati, alcuni progettati, alcuni nati autonomamente durante il corso di questa autogestione, ed è l'indicatore che appunto gli studenti abbiano sentito, abbiano colto questo richiamo che abbiamo fatto. È importante informare, è importante parlare e dibattere, perché spesso quella che noi consideriamo cattiveria nei confronti di determinate persone poi
in realtà si traduce solamente con ignoranza. Dunque ciò che possiamo fare noi, ciò che è il nostro potere, è appunto prenderci questi spazi, questi momenti mirati ad informare le persone in modo da essere come scuola, come comunità studentesca, tutti quanti coscienti di ciò che accade, con gli strumenti per evitare che accadano determinate esperienze.